Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Tragedia della strada poco dopo le 20 di ieri sera lungo la tangenziale ovest di Udine, nel tratto in comune di Tavagnacco, dove l'arteria a scorrimento veloce supera la sottostante provinciale Tresemane con un viadotto. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tricesimo, un'utilitaria condotta da un ottantenne di Nimis, Aldo Marsoni il suo nome, fondato New Jersey, terminando successivamente la corsa contro un SUV in transito nel senso opposto. Nel violento impatto l'uomo ha perso la vita, mentre il conducente del SUV ha riportato ferite con ricovero in ospedale, per fortuna fuori pericolo di vita. La tangenziale è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia fino alla rimozione dei mezzi coinvolti, la messa in sicurezza e bonifica. I vigili del fuoco al lavoro poco prima dell'alba per un violento incendio che si è sviluppato, come documenta la telefoto, sul tetto di una palazzina di 3 piani ad Aprilia Marittima, località balneare del comune di Latisana. Il luogo del sinistro è attualmente cantierato per lavori di ristrutturazione al tetto. Le famiglie all'interno sono uscite indenni, solo per una signora anziana, colta da malore dovuta alla paura, è stato necessario l'intervento dei sanitari del pronto soccorso di Latisana, per fortuna tutto bene. Per spegnere le fiamme e la messa in sicurezza hanno operato 15 uomini delle squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Cervignano, Latisano, Udine e Lignano. Per accertare le vere cause dell'incendio, i carabinieri della compagnia di Latisana che stanno indagando per, come detto, chiarire le cause. Sotto osservazione il cantiere. Nelle ultime ore le case di riposo di San Giovanni a Natisone e Palmanova sono diventate focolai, causa i contagi tra gli ospiti che hanno obbligato le autorità competenti a istituire la zona rossa all'interno del perimetro delle stesse. Solo le persone autorizzate comunque hanno libero accesso alle strutture. A Palmanova sono 47 gli anziani sui 52 residenti colpiti dalla pandemia, mentre a San Giovanni a Natisone sono 48. E proprio qui al momento non si segnalano contagi tra gli operatori, anche se gli stessi sono già stati sottoposti a tampone. Quello che preoccupa è il focolaio che si sta sviluppando anche nei comuni del Manzanese, in particolare proprio a San Giovanni. I parroci della diocesi sono in quarantena, causa la percezione della pandemia che obbliga i fedeli a spostarsi nei luoghi di culto limitrofi per seguire le funzioni religiose. Lo stesso primo cittadino di San Giovanni, Carlo Pali, attraverso i social, invita la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti vista la situazione delicata in atto, invitando in particolare asintomatici in attesa del tampone a non uscire dalla propria abitazione fino a esito negativo. Non si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria con rischio di zona rossa per il comune, ma se la situazione dovesse peggiorare, la soluzione drastica non è esclusa. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.